Hanno provveduto a ripulire l'aiola e a curare l'orto. Sono gli alunni dell'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara, che questa mattina, armati degli attrezzi del mestiere, si sono improvvisati contadini nell'orto e nel retro della scuola. Il progetto di cui è referente la docente Maria Caramazza è realizzato in collaborazione con Carmelo Rinoldo, dirigente UIA di Aragona, e con Domenico Alaemo, responsabile all'ufficio educazione dell'ASP di Agrigento, ha coinvolto pure i nonni dei piccoli, che hanno mostrato la tecnica ma anche la dedizione e passione necessarie per il mestiere del contadino, antico come la terra stessa. È un progetto che ha avuto origine l'anno scolastico precedente. Abbiamo iniziato a piantumare 4 specie di erbe aromatiche: salvia, rosmarino, origano, timo. Abbiamo anche l'alloro. Abbiamo la collaborazione di alcuni enti coinvolti come l'UIA, l'UES, la Proloco, il Comune, ma soprattutto la partecipazione preziosa dei nostri nonni, amici dell'orto. Presente all'evento anche l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Rossella Carlino. I bambini si sono ritrovati a lavorare quindi nella piantumazione, nella sistemazione delle pianticelle già avvenute, quindi piantate l'anno scorso, ma oltre a lavorare il concetto fondamentale che è appunto quello di coltivare una pianta che ormai si è smarrito nel corso del tempo, ce lo siamo ritrovati oggi a scuola. Per l'occasione è stato donato alla scuola anche un albero di sorbo, che crescendo farà bella mostra davanti all'ingresso dell'istituto. Un'iniziativa che parte sin dall'anno scorso. Diverse le tipologie di piante che i piccoli contadini del Guarino, aiutati dai nonni, hanno piantumato e curato. Noi nel cortile delle nostre scuole abbiamo delle aiole che fino a poco tempo fa erano piene di erbacce. Poi l'anno scorso le abbiamo ripulite, abbiamo piantato delle erbe aromatiche, fra cui l'alloro, il rosmarino, il timo, la salvia e l'origano. È stata un'esperienza molto bella e secondo me, come la penso io, anche i miei compagni, le insegnanti e tutti coloro che hanno collaborato con noi siano orgogliosi del lavoro che abbiamo portato avanti. Io vengo da Torino e sono felicissima di fare queste nuove attività che a Fossano, cioè a Torino, non facevo. E sono felicissima anche perché ho dei nuovi compagni fantastici. Abbiamo fatto questo lavoro nel nostro orto di ripulire da tutte le erbacce e cartacce che mettevano in giro e sono felice per queste attività. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare le giovani menti prima di tutto al rispetto per l'ambiente, ma anche verso l'importanza dei prodotti della nostra terra, coltivati al naturale e per questo gustosi e salutari. Oggi i bambini hanno curato la terra, hanno estirpato le malerbe che c'erano nel nostro campo di piante aromatiche, al contrario di quello che noi abbiamo trovato qua, che qualcuno grande invece l'ha sporcato. Quindi noi non abbiamo tolto le malerbe, ma abbiamo tolto pure le sporcizie che qualcuno gli aveva messo. E il messaggio che io voglio lanciare questa mattina è questo: i bambini insegneranno a noi grandi come curare e avere cura dell'ambiente e delle cose buone che abbiamo qua nella nostra terra. Dobbiamo ritornare a conoscere quello che facevano i nostri nonni, cioè quello che mangiavano i nostri nonni, quindi mangiare meno, mangiare sano, mangiare tutti, oppure come ci dice oggi l'assessorato alla salute, mangia sano, mangia siciliano. L'istituto diretto da Maria Todaro, con la preziosa collaborazione della vicaria Anna Limblici, si mostra ancora una volta in prima linea non solo dal punto di vista didattico, ma anche verso le iniziative volte a formare i piccoli, sia come alunni sia come persone e cittadini. I ragazzini dell'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino oggi fanno gli operai e abbiamo un progetto che abbraccia i bambini contadini, quindi lavoreranno sul terreno assieme ai nonni e si completa con la buona vita. La buona vita significa dare fin dalla terra i buoni alimenti per vivere bene, per conoscere i bambini prodotti sani, farli conoscere anche i genitori che a volte li sconoscono. Eccellente tutti i risultati, la collaborazione delle famiglie, la collaborazione da parte di tutti. L'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino è una scuola aperta al territorio, aperta a tutte le opportunità che il territorio fornisce e soprattutto attende ai bisogni dei bambini. Ha organizzato attività laboratoriali e
riferimento ai progetti La Buona Vita e l'Orto a Scuola. Abbiamo avuto la collaborazione, intanto l'entusiasmo dei bambini per questa attività, la collaborazione dei docenti, la collaborazione dei nonni, dell'Ufficio Agricoltura e Foreste della provincia di Agrigento. È stata un'attività meravigliosa che ci ha visti coinvolti in prima persona e che porta i bambini ad impegnarsi e ad essere educati al rispetto delle regole, al rispetto dell'ambiente e quindi della legalità.